Buongiorno a tutti signori, trova conferma quello che vi abbiamo già raccontato da diversi video ormai, ovvero il Napoli sta trattando con insistenza Jonathan David, parametro zero di lusso che potrebbe far parte della rosa azzurra la prossima stagione. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa trattativa e a che punto siamo. Prima di continuare, iscrivetevi sul nostro canale, i signori di Napoli, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi se vi va per sostenere la nostra redazione. Allora, signori, piccola parentesi relativa alla partita di ieri, purtroppo pareggiata per 2-2 contro il Genoa. L'Inter si riavvicina a -1, ma mancano solo due partite dove dobbiamo dare tutto per cercare di portare a casa questo benedetto scudetto con il nostro allenatore Antonio Conte che guida la nostra formazione verso un traguardo all'inizio di questa stagione assolutamente impossibile da immaginare. Quindi assolutamente restiamo uniti, mancano due partite, dobbiamo dare tutto. Nel frattempo, oltre alla lotta per lo scudetto, c'è da pensare a focalizzarci sul calciomercato che verrà. Infatti, l'ultima volta in cui Jonathan David è comparso nei pensieri del Napoli si era appena chiusa una stagione trionfale, quella del terzo scudetto. Osimhen aveva già i suoi mal di pancia e per proiettarsi nel futuro fu necessario, come ricorderete, dare un'occhiata in giro, per esempio a Lille, con cui i rapporti sono sempre stati assolutamente cordiali, come racconta anche il recente passato. Ma all'epoca, nonostante gli affari siano affari, dirottare su Jonathan David un investimento rilevante fu sconsigliato e le scaramucce con Victor Osimhen impedirono qualsiasi evoluzione della trattativa. Stavolta, signori, alla vigilia di un'altra estate che può rivelarsi trionfale, Jonathan David riappare quasi fisicamente attraverso l'irruzione del proprio management che vuole capire quali siano i margini di intervento. I 50 milioni invocati a luglio del 2023 per cedere il canadese sono andati in fumo. Il Lille ha dovuto rassegnarsi alla scelta di David che il 30 giugno sarà un uomo libero. Ma in casi del genere, come il calcio ci insegna, la differenza è nelle offerte, nelle commissioni da riconoscere agli agenti, nel premio alla firma che in genere va concesso al calciatore. Stavolta la controparte, signori, è una, ma ciò che si immagina semplice in realtà rimane un caso complicato. Ricordiamo che in questo momento l'Inter ha offerto 25 milioni a Jonathan David spalmati in 5 anni, mentre attenzione perché il Napoli starebbe pensando di spingersi fino a quota 6 milioni di euro. Attenzione perché in questo momento il Napoli ha superato l'Inter nella proposta di ingaggio a Jonathan David. In questo momento la partita è concentrata tutta sulle commissioni da corrispondere agli agenti. Attenzione perché Giovanni Manna è già al lavoro, ieri erano presenti in città i procuratori di Jonathan David che appunto stanno cercando di capire fino a quanto si potrà spingere il Napoli di De Laurentiis. Attenzione perché il Napoli è comunque forte di circa 200 milioni pronti da essere reinvestiti nel mercato estivo e di conseguenza la trattativa potrebbe accelerare nei prossimi giorni. Quindi signori, il Napoli in questo momento ha sorpassato l'Inter perché offre un ingaggio maggiore. Vedremo come si svilupperà la partita legata alle commissioni. Ditemi cosa ne pensate di Jonathan David, grazie per essere stati con noi.